Apre ad Aquileia lo sportello regionale per la lingua friulana, nuovo punto di riferimento per la promozione della Marilenghe in tutta la Bassa. Sentiamo il servizio. È stato inaugurato ad Aquileia lo sportello regionale per la lingua friulana, Bassa Friulana. Presente al taglio del nastro, nella sede di via Roma 48, l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli, il sindaco dell'antica città romana Emanuele Zorino e il presidente dell'Arlef, Agenzia regionale per la lingua friulana, Eros Cisidino. Il servizio offerto dallo sportello, ha dichiarato l'assessore Zilli, è un segno di attenzione nei confronti di un territorio in cui la lingua friulana è un elemento di forte appartenenza alle radici, alla nostra storia e all'identità della comunità friulana, che si mantiene salda dentro e fuori i confini regionali. L'apertura dello sportello regionale per la lingua friulana Bassa Friulana ad Aquileia rappresenta una grande opportunità per il territorio, ha commentato il primo cittadino. Questa iniziativa, fortemente voluta dalla nostra amministrazione, che ha sottoscritto un accordo con l'Arlef, contribuisce a valorizzare ulteriormente le nostre radici culturali e a rafforzare il ruolo della città di Aquileia quale promotrice dell'eredità e delle tradizioni che permeano da secoli la zona della Bassa Friulana. Aquileia nel corso della storia è stata un grande centro culturale e oggi non potevamo non considerare l'importanza, fattore linguistico che lo ha caratterizzato e che continua a essere un tratto distintivo dell'identità della comunità. Attraverso operazioni sagge e ragionate come questa possiamo assieme promuovere le nostre radici e costruire un futuro migliore. Questa inaugurazione è particolarmente significativa, ha sottolineato Eros Cisilino, poiché dà avvio a una collaborazione integrata e sinergica tra l'Agenzia, per mezzo del suo sportello, il Comune di Aquileia e le realtà presenti sul territorio, come la Fondazione Aquileia. Simbolicamente questa città rappresenta la culla dell'identità friulana e quindi anche linguistica, dal momento che già San Gerolamo affermava che Fortunaziano, vescovo di Aquileia a metà del Trecento, commentava il Vangelo in lingua locale per favorire la comprensione da parte del popolo. Ringraziamo per l'accoglienza il sindaco e tutta la comunità aquileiese, precisando che l'attività di questo sportello abbraccerà tutta l'area della Bassa Friulana, dove identità e lingua sono molto vive. Gli sportelli dislocati sul territorio friulano, come chiarisce ampiamente anche il Piano generale di politica linguistica per la lingua friulana 2021-2025, costituiscono per gli enti locali un punto di riferimento per garantire ai cittadini il pieno esercizio dei diritti linguistici. I servizi erogati dagli sportelli, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, a far carico sui fondi della legge 482 del 1999 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e affidati all'Arlef in qualità di organismo competente alla loro gestione, riguardano in particolare la consulenza linguistica e la traduzione scritta dall'italiano al friulano, la consulenza sulla toponomastica e segnaletica stradale e in tema di pianificazione linguistica, il supporto nello svolgimento di attività di promozione sul territorio, l'assistenza nell'informazione e nell'orientamento al pubblico. Lo sportello regionale per la lingua friulana Bassa Friulana sarà aperto al pubblico il lunedì dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 17.30 e il martedì e venerdì dalle 9 alle 13.